Ciao a tutti, bentornati, Virus 101 di nuovo ai comandi, in questo momento in avvicinamento a Farseer Inc. Come potete capire anche ovviamente dal cockpit che vedete qui e da grafiche del canale, e ho terminato diciamo un po' l'outfitting di base dell'Anaconda, quindi ho completato un attimo come avevate visto sul video precedente l'inserimento di tutti i vari moduli e adesso sto iniziando con la prima assolutamente necessaria ingegnerizzazione. Quindi primo tentativo, andremo a ingegnerizzare l'FSD, insomma vediamo cosa viene fuori. Ok, bene, andiamo subitissimo all'ingegnerizzazione e vediamo un attimo cosa succederà. Allora, come prima cosa, facciamo un piccolo restock, ho sparato 2-3 colpi nello spazio prima, andiamo a fare il refuel della nave e andiamo a vedere un attimo l'Engineers Workshop. Abbiamo anche un Universal Cartographics, possiamo vendere un po' di dati, insomma per 149.000 cucuzze, non è male. Sto notando un'inversione di tendenza nei dati di esplorazione, sembra quasi che ultimamente esplorare possa essere abbastanza profittevole. Comunque, andiamo subitissimo a vedere la prima ingegnerizzazione, quindi accediamo all'Engineers Workshop. Felicity Farseer, che è stato uno dei primi ingegneri che ho sbloccato, non l'ho trattato nei video anche perché insomma è molto easy da sbloccare. La cosa non easy è trovare quello che richiede per potenziare gli FSD, quindi noi abbiamo un 6A FSD, il modulo, dei moduli più alti che ho preso per la nave, e quello che a noi interessa, al di là di qualsiasi altra boiata che si possa fare sull'FSD, fondamentalmente è l'Increased FSD Range. Penso sia eh, l'unico potenziamento dell'FSD effettivamente utilizzato. Poi magari gli shielded possono essere utili, certo, il faster boot sequence, per carità, dipende ovviamente sempre dalla vostra carriera, da cosa scegliete di fare. Io preferisco personalmente l'increased range e quindi andiamo a vedere subito. Come vedete abbiamo raccimolato un po' di materiali anche nel frattempo, quindi possiamo arrivare a fare un massimo di 10 tentativi forniti e limitati dai chemical manipulators. Materiale component fountain ship, frequent use by haulage vessel, bla bla bla, e un materiale veramente fastidioso da trovare, come anche i datamind wake exception, e per non parlare dell'arsenico. Ok, terzo tentativo, anzi quarto tentativo circa. Vediamo un attimo cosa viene fuori. Oh, finalmente un optimize mass migliore, una massa ridotta del 7%, ci piace, un ulteriore increase di max fuel per jump. Io direi che applicheremo assolutamente questo update. Poteva andare decisamente peggio, l'abbiamo applicato, come vedete 34.87, non è male, a fronte di un 35.83 totali, quindi direi che non è andata male. Abbiamo detto di fare circa 5 tentativi, per il momento siamo contenti. Preview outcome, abbiamo ancora un po' di materiali, quindi optimize mass sarà difficile che aumenta, vedremo, dai, insomma, non disperiamo, insomma. Allora, 6, ok, quindi, beh, dai, ultimo tentativo, mi tengo un po' di lasco anche sugli altri materiali, che poi comunque mi riserviranno. Guadagniamo massa, guadagniamo integrità, guadagniamo power draw, perdiamo tantissimo, abbiamo preso un 12% di optimize mass e questa cosa non va bene. Tanta integrità, optimize mass ci regala un 2%, un effetto secondario. Se io andassi a applicare questa modifica, perderei insomma delle belle modifiche, quindi non mi interessa e direi di fare un bel try again. Dai, lasciamo la scimmia del gioco d'azzardo fare il suo lavoro e facciamo un ultimissimo tentativo. So che l'ho detto anche prima, ma boh, speriamo sempre che ci vada meglio. Il gioco però non è buono e non ci va assolutamente meglio. Ah, ah, no.
Assolutamente no. No, 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 no. Preferisco ottenere quello che ho ottenuto prima. Quindi facciamo un bel discard. Arish you want to dump this config? Discard. Ok, non mi interessa. Siamo a posto adesso. L'FSD è stato potenziato, abbiamo raggiunto un decente 34.87 light years di jump range. La prossima modifica che andremo a fare, la vedremo, la vediamo un attimo qui da pannello di controllo, andiamo a vedere View Engineers, non mi ricordo chi era, però, forse era anche il nostro amico Professor Palin, Engine and Thrusters, no. È un ingegnere che non ho ancora sbloccato, mi pare, di Waterman. No, 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 no. Power Plant. Me li fa solo al grado 4 Marco Quente, quindi no, non era lui. Quindi dovrò andare a sbloccare un altro ingegnere, mi sa, ho paura che devo fare. Sì, 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 sì. Nella prossima parte del video andremo a vedere l'aggiornamento del power plant e nell'ultimo aggiornamento i thruster, quindi un po' di test di volo e vediamo un attimo di finire appunto con l'equipaggiamento di base e l'ingegnerizzazione di base per un'Anaconda iniziale. Quindi vi ricordo che stiamo rimanendo all'incirca intorno sui 200 milioni di investimento per questa nave, quindi ecco qui, io procedo e ci vediamo tra poco. Ed eccoci qui, bentornati, bentornato io dopo un bel po' di sacramentazioni e visto che siamo nelle zone del Veneto potete anche immaginare a cosa mi riferisco. E sì, perché ho dovuto sbloccare un ingegnere, come dicevo nella parte precedente del video, non mi ricordavo che ingegnere fosse quello che potenziava i power plant, alla fine l'ho trovato ed è il famigerato ingegnere di nome Heratani, quindi come lo vediamo qui, l'abbiamo finalmente sbloccato, siamo arrivati fino anche al grado 5, non vi dico quanta gioia c'è stata nel fare tutta questa trafila, perché per accedere a Heratani ho dovuto anche sbloccare Liz Rider, che l'avevo semi sbloccata, ma mi mancava proprio qualcosina, e ho dovuto trovare 200 landmines, portargliele, una gioia infinita a girare praticamente ogni starport planetario in zone militari e è stata una rogna non indifferente e davvero davvero una cosa improponibile per un ingegnere di grado 1 perché insomma sono tra i primi ingegneri che incontriamo, insomma doversi rognare così tanto non ha alcun senso. Poi e non parliamo di Eratani che voleva 50 tonnellate di Camitra Sigars, quindi di sigari di Camitra. Sono dovuto andare nel sistema di Camitra ovviamente dove li vendono e fare due run, quindi due corse andata e ritorno per portarle tutto quello che serviva, perché ne vendono un massimo di 45 a botta e ne mancano giusti 5. Questo mi ha dato comunque l'opportunità di comprare anche altri sigari, quindi riempire bene bene il cargo della nave per poter salire un po' più velocemente. Comunque dopo aver fatto questa cosa ho dovuto sbloccare tutto e alla fine mi sono reso conto che mi mancava il tellurium per poter completare gli update, quindi sono dovuto andare a trovare anche il tellurium, anche lì altra gioia, ma vabbè, alla fine di tutti i discorsi sono riuscito più o meno a fare tutto in un arco temporale di circa 5 ore e insomma sì, non è stato malaccio. Comunque, bando alle ciance, siamo finalmente arrivati da Heratani per il potenziamento di grado 5 del power plant della nave e l'ho già fatto a un grado 4 se non mi ricordo male, quindi partiamo da un grado 4 per arrivare finalmente a un grado 5 di overcharged power plant. Quindi andiamo subito a fare un paio di prove. Come vedete ho i conductive ceramics, i chemical manipulators e il tellurium e sono tutti materiali, a parte i conductive ceramics che si trovano comunque abbastanza facilmente. Comunque chemical manipulators e tellurium, due materiali assolutamente rognosissimi da trovare. E nel tellurium sono stato fortunato perché ho trovato due metallic meteoriti metallici sulla superficie di un pianeta e sono riuscito a trovarli velocemente, quindi
per fortuna mi è andata, insomma, diciamo decentemente, e ne ho trovato un altro, quindi sono riuscito a farne 9 e viva. E tutto è limitato da 4 chemical manipulators che abbiamo qui, e probabilmente dopo questi potenziamenti dovrò fare un salto ad Dove's Hope, nella speranza di trovarne altri. Comunque intanto andiamo a vedere subito il primo potenziamento di grado 5. Noi partiamo già da un grado 4 se non mi ricordo male, e come vedete infatti i potenziamenti e le barrette qui sono riferiti al potenziamento precedentemente fatto, e ovviamente potenziamenti che ho fatto per poi poter sbloccare il grado 5. E andiamo subito però quindi a vedere cosa riusciamo ad ottenere dal nostro amico Eratani. Qui insomma una faccia molto androgina e non si capisce bene di che razza sia, quindi andiamo a vedere subito la generazione e capiamolo. Ok, quindi torniamo indietro, andiamo a vedere il nostro bellissimo power plant, dove è andato a finire, eccolo qui. Come vedete abbiamo abbassato parecchio lo usage, ho attivato tutti gli shield booster che avevo a mia disposizione, e devo dire che 1, 2, 3, 4, 5, solo 5, ah no, eccolo qua, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 shield booster sono tutti ben piazzati. Ovviamente poi sarà da vedere se riuscirò a potenziare anche questi, ma sono modifiche che poi i dettagli poi si fanno in un secondo momento più avanti. Allora, detto questo, andiamo a completare quindi la seconda parte del video sulla nostra amicissima Anaconda di inizio. Cosa abbiamo fatto? Fondamentalmente abbiamo potenziato l'FSD, eccolo qui, Frame Shift Drive, quindi eccolo qui, lo vedete modified, a un grado 5, ve lo dico io anche se il gioco non ve lo dice in questo frangente, se non cliccando su modification, ed eccolo qui le modifiche che sono state applicate. Quindi come vedete abbiamo ottenuto un degnissimo e un buonissimo risultato. Non voglio rimuovere questa modifica, state buono te. Abbiamo potenziato il power plant, andiamo a vedere le modification, eccole qua. Abbiamo perso integrità, heat efficiency, integrità a bestia, non lo vedete lì ma è un 47%, quindi abbiamo perso tantissima integrità, quindi può essere che questo power plant vado a rifarlo, però abbiamo ottenuto un più 34,7% di power capacity. Non è quello che volevo ottenere, ma non ho altri materiali, quindi magari ci penserò in futuro. Comunque più o meno vanno bene, a parte l'integrity, ma speriamo bene. Nel frattempo, visto che Eratani fa anche altre cose, ho potenziato il power distributor a livello 3. E cosa l'ho fatto? Charge enhanced, quindi abbiamo un minor tempo di ricarica sui pipe della nave, quindi dovrebbe ricaricare più velocemente. Come vedete un 21% di capacità in più di ricarica sulle armi e sui motori. Purtroppo mi è andata male sui system recharge e non avevo voglia di star là tanto a rifarlo, tanto sarà una modifica che porterò a grado 5 con un altro ingegnere magari nel futuro, insomma ci penseremo. Quindi il mio obiettivo in questo momento è arrivare a completare il terzo potenziamento, che è quello che riguarda i thruster. Andiamo a vedere subitissimo in anteprima dove andremo, perché il come, cosa mi servirà eccetera eccetera lo controllerò più avanti. Quindi torniamo sullo status, andiamo a vedere gli engineer e dovremo tornare dal nostro amicissimo amico Professor Palin, che abbiamo sbloccato tempo fa. Ed eccolo qua, Engine and Thruster e Frame Shift Drives. Quello che ci interessa sono gli Engine and Thruster, che lui porterà fino a grado 5. Allora, visto che già ci siamo, andiamo a plottare la route fino al nostro amico, perché è bello distante, sono 406,75 light years di distanza. Questo vuol dire tipo 13-14 jump per arrivare fino da lui. Ok, plottiamo una route per Star Class in modo che stiamo bene. Eccolo qua, vedete, 13 jump fino a Maya. Bene, detto questo, qui ormai abbiamo finito, non c'è molto altro da dire. Io come per la prima parte adesso procederò con tutte le noiosissime operazioni di intermezzo per andare a recuperare i materiali, al fine di poter ottenere il potenziamento di grado 5 dei thrusters. Finito quello faremo un piccolo test fly, quindi andremo a vedere un attimo come si comporta l'Anaconda
dopo questi primi potenziamenti, e diciamo che per una nave large di partenza non è male, insomma è abbastanza giocabile. Ma magari poi in un prossimo video andremo a vedere altre mie considerazioni. Quindi detto questo, io procedo con le operazioni, ragazzi, ci vediamo a tra poco nel video, e io qui ho qualche oretta da investire ulteriore all'interno del gioco. Quindi ciao a tutti, a tra poco. Ed eccoci rientrati, e sì, come dicevamo prima, sono andato un attimo a caccia di un po' di materiali, i famigerati Pharmaceutical Isolators, un materiale molto difficile da trovare, ne so, dipende dove cerchiamo. Quindi trovatevi un bel sistema in Outbreak e cercate gli High Grade Degraded Emission negli Unknown Signal Sources. Quindi quello è il posto dove andare a trovarli, non importa come si chiama il sistema, non ce n'è uno migliore o peggiore, e vi trovate quello più vicino, andate lì a cercarli, li fate su e via va. E quindi appunto sì, come avete visto anche un attimo nella grafica che ho aggiunto su questo video, e io li ho trovati lì, ne ho trovati subito in botta 12, andiamo anche a vederli subito nell'inventario, materiali, eccoli qua, andiamo a scorrere tutti i materiali che abbiamo. Pharmaceutical Isolators, no, sono un po' più in su, eccoli qua, come vedete ne abbiamo trovati 12, ed era l'ultimo materiale che mi serviva per arrivare a fare il potenziamento. Allora, primo potenziamento che testeremo sarà un Dirty Drive per quanto riguarda i nostri 7D motori engines. Quindi avevamo già sbloccato in precedenza il Palin a livello 5, quindi l'avevamo visto nel video precedente dedicato al professor Palin. Adesso andiamo ovviamente a sfruttarlo in modo che ci dia quello che ci serve. Il problema dei Dirty Drive è che da nome Dirty Drive uno dice che cazzo è Optimal Multiplier. Ok, che va da un 25 a un 29% di aumento, quindi ci dà una bella spinta sui motori. Il problema è che nel rovescio della medaglia andiamo a peggiorare praticamente qualsiasi cosa. La cosa pessima è il thermal load, infatti sono dirty drive, quindi noi caricheremo a bestia, diciamo, i motori in modo che spingano molto di più. Il problema è che scalderanno come delle... boh, lascio a voi il termine, il paragone da aggiungere in questo caso qui. Quindi scalderanno parecchio. Allora, in relazione anche ad un'altra modifica che avevamo fatto sui moduli, andiamo a recuperare il nostro power plant, vediamo dove ce l'abbiamo, eccolo qui. Allora andiamo su show info, eccolo qua, il nostro bello overcharged power plant. Ok, in relazione anche a questa modifica, cosa vediamo? Vediamo se abbiamo l'outfitting, eccolo qui, sì. Anche qui un'altra cosa che odio di questo gioco: io nella mia nave non posso avere una bella statistica fatta, finita e completa di tutti i dati della nave, devo per forza fare queste cose qui. Comunque andiamo a vedere il nostro power plant, andiamo a vedere le modification. Come vedete anche qui abbiamo una heat efficiency un po' peggiorativa, abbiamo un 34.8, voi non lo vedete ma lo vedo io da qui, un 34.8 di efficienza di gestione della temperatura già persa. Quindi andando ad aggiungere un altro thermal load, quindi scaldiamo ulteriormente la nave, ho paura che sia un po' troppo per questa nave. Infatti già noto dei piccoli problemi nel momento in cui faccio benzina intorno alle navi, quindi nella fase di fuel scooping, il problema è proprio lì, il thermal load. D'altro canto possiamo sempre fare un clean drive tuning, quindi nel caso andremo qui, vedete, per fortuna i materiali li ho, dove invece andiamo a recuperare carico termico, quindi dovremo andare a scaldare meno la nave a fronte comunque di un decente 10-18% tra il minimo e il massimo di incremento. Ovviamente questo è molto poco, però recuperiamo molto nella gestione termica della nave, quindi nella gestione di quanto andiamo a scaldare la nave. A me sinceramente interessa di più il Dirty Drive, perché anche il Drive Strengthening si tratta di farli un po' più forti, ok, perdendo massa, perdendo Optimal Multiplier, ma aumentando la loro forza e diminuendo il consumo e la produzione di calore. Ma a me questo non interessa. Proviamo subito questo, vedete siamo tra il 100% e il 39%, quindi se ci va bene scalderemo circa un 50% in più, se ci va male raddoppieremo addirittura il carico termico
dei motori, quindi attenzione con il dirty drive. Comunque, preview outcome, eccoci qua, andiamo subito a fare la prova, quindi pam e via, view cost and generate, e vediamo cosa viene fuori. Lasciamo i dadi tirare e intanto qui ce lo guardiamo qui. Ok, abbiamo guadagnato un 28%, abbastanza bene. Abbiamo perso un 69% di thermal load, 14%, ci dà un ulteriore 4%, quindi andiamo anche oltre il 32%. Optimal mass è migliorato e basta, quindi già così non siamo male, però abbiamo, vedete qui, un 70% di calore in più. Eh, eh, Questa è una brutta cosa, perché? Perché Optimal Mass è stato un po' calmierato, quindi andiamo a gestircelo un attimo meglio. Vabbè, facciamo un apply, eccolo qui, e andiamo a vedere un attimo come funziona. Quindi questo è il potenziamento più o meno che volevo fare, siamo andati molto bene, a parte il thermal load è potentissimo. Io comunque dopo magari farò altri test, e questa ingegnerizzazione in relazione al, diciamo, a quanto avevamo visto anche nel video precedente, quindi su carta come era nata la nave, direi che non è male. Allora, siamo molto vicini a quello che mi aspettavo fatto da calcolatore. Intanto vediamo qui lì una bella nana bruna, nana rossa, come cazzo le chiamano. Tiriamo su un attimo il muso, vediamo di spostarci via un attimo e andiamo a capire quanto riesce a spingere in questa modalità. Come vedete siamo già a un ottimo 300 di spinta, che sono dei motori di grado D, questi, quindi sappiatelo. Andiamo ad avere davvero una buona velocità, e il problema mio è capire quanto possono caricare di temperatura sui motori. Adesso uno dei test drive che andremo a fare, sì, sono allineato con l'escape vector. Ah, signore, adesso vedrete che non mi darà più quel messaggio, invece partiremo, va bene, Elite è Elite, e così, vabbè. È da capirlo. Adesso andiamo a fare un unico jump sul sistema più vicino possibile. Vabbè, vediamo in Galaxy Map, perché volevo trovare un sistema dove sono sicuro di trovare una stella dove fare carburante. Ok, andiamo su qui Star Class, che abbiamo già il filtro attivo. Vediamo. Andiamo qui, dai. Player Sector, e via, dai. Perfetto, andiamo lì, siamo col muso indietro, infatti target obscured, quindi non possiamo ancora fare il jump perché la destinazione sta dietro il pianeta, come lo vedete lì. Probabilmente adesso tra un po' spunterà, si spera. Come siamo messi? Dovremmo anche cominciare a vederla tra un pochino. Eccolo lì, come vi dicevo, eccolo qui. Sarà un jump fatto molto vicino al pianeta. Ok. No, però scusate, perché stavo pensando che effettivamente non consumo quasi nulla di carburante facendo un jump vicino. Prendiamone uno un po' più distante, per esempio questo. Cosa siamo? 32? No, troppo distante. Questo cos'è? 15, troppo vicino. Troviamone uno intermedio. Questo 20, no, addirittura intorno ai 30, 22, 25. Dai, facciamo il jump qui, vediamo un attimo. È giusto per, eccolo qua, per riuscire ad avere un po' di consumo di carburante, come vedete qui in basso a destra, in modo da poter testare il fuel scoop. Così potete anche voi vedere quanto questa nave scalda. Intanto vedete siamo già al 62% di temperatura, quindi anche lì ovviamente quando usate le armi molto probabilmente dopo dovrete sacrificare qualche modulo per inserire un heatsink launcher, perché questa nave sarà un forno a microonde praticamente dentro, quindi attenzionissima al thermal load. Nel caso, come dicevo, c'è sempre il clean drive tuning, quindi perderete un po' di velocità, quindi un po' di spinta sui motori, però guadagnerete tanta gestione termica della nave. Eccoci qua, adesso facciamo un giretto intorno, 61, 64, 66, vedete come va su
tra velocemente la temperatura, bisognerà fare un po' di attenzione nella gestione ma ho beccato giusto il sistema. Intanto blocchiamo qua. Ho beccato giusto il sistema che non c'è una stracippa di niente. Eh sì, ho beccato un sistema. A parte che nelle Pleiadi è molto facile non trovare assolutamente nulla. Non c'è neanche un source qua. No, non c'è assolutamente niente. Allora, freniamo di botta. Andiamo a vedere nella system map, volevo vedere un attimo anche in relazione all'utilizzo delle... c'è proprio un cazzuola di niente qua dentro. Vabbè, facciamo un drop in loco e andiamo a tirare fuori le nostre armi, vediamo. Allora, intanto velocità di crociera, raggiungiamo un decente 240-250 rispetto a prima che non arrivavamo a 190 neanche, quindi come vedete già la velocità massima di normale è buona. In boost dovremo superare i 300, ecco qui arriviamo a 320-330, nave decisamente molto più manovrabile di prima. Il problema sarà appunto, come dicevo prima, relativo ai consumi di forward fire, eccoci qua, ai consumi e e alle temperature. Vedete come salgono semplicemente sparacchiando via. Ho fatto anche un'altra modifica al power distributor, l'ho messo in charge, quindi come vedete ricarichiamo molto velocemente. Vedete qui le barre, le pipe qui in basso a destra, come ricaricano velocemente e via. Io preferisco i charge piuttosto che no il capacity, dopo ognuno ha le sue preferenze o cosa, quindi dopo lì è dipendente da persona a persona. Adesso andiamo a fare un po' di test, vediamo qui, sì dai, direi che può andare anche abbastanza bene, insomma. Tutta una barra energetica arrivo a scaldare all'80%, quindi molto probabilmente avrò bisogno di un bel heatsink launcher. A livello di manovrabilità, come potete vedere con questo upgrade cominciamo ad avvicinarci alla manovrabilità di una nave medium, anzi forse anche qualcosina di più. Direi che non è male, non è male. Adesso volevo fare un saltino per tornare un attimo verso il Professor Palin e magari tornare un attimo verso Obsidian Orbital. Comunque piccoli dettagli, adesso ovviamente questo fa parte del test drive, diciamo, della nave un attimo leggermente ingegnerizzata, quindi tutti i moduli grado D e via discorrendo. Come abbiamo visto, quindi alla fine è possibile comprare un'Anaconda con meno di 200 milioni? Sì, assolutamente. Io questa Anaconda con tutti i moduli comprati a Lee Yong-rui alla fine dei conti l'ho pagata neanche 150 milioni, quindi capite che è fattibile, non c'è nessunissimo problema a ottenerla. È un'Anaconda che ha, secondo me, delle buone prestazioni dopo le ingegnerizzazioni iniziali, ovviamente con qualche riserva. Per esempio, vedevamo prima il thermal load, e non ho un granché di scudi, non sono un top, non sono un outfitting top o quello che sia, ma direi che adesso con i motori potenziati la nave si difende bene, quindi può essere un buon punto di partenza per poi andare a fare altro, anche perché abbiamo, come dicevamo, un degnissimo... dove cazzo è andato a finire? Abbiamo un degnissimo 36.11-35 circa di jump range, quindi ha un buon jump range, ha una buona velocità e un buon tutto. Ovviamente se andiamo su moduli più grossi il jump range verrà annichilito completamente, quindi torneremo intorno ai 30, 29, 30 di jump range. Non è male per una nave larga, ma continuo a ribadire che secondo me è una boiata che le navi large abbiano questo jump range così ridicolmente basso. E alcuni appunti: un'agonia sbloccare gli ingegneri, trovare tutto per poter fare questi potenziamenti, ma questo è il gioco e questi sono i tempi che richiede, tipo il recupero delle landmine, i Camitra Seagars, ovviamente per sbloccare gli ingegneri, poi tutti i materiali di grado elevato ovviamente che
sono richiesti per il potenziamento. Io fortunatamente, devo dire fortunatamente, li avevo già fatti in precedenza, in missioni, durante la, diciamo, la vita normale all'interno del gioco, e in questo caso invece solo per i Pharmaceutical Isolators ho dovuto andare a caccia di quei materiali, insomma nulla di troppo complesso e nulla di non fattibile, quindi niente problemi. Detto questo, nel mio rientro adesso qui ad Obsidian Orbital andiamo un attimo a chiudere, quindi facciamo anche l'ultima operazione di docking, andiamo proprio a testare in via di, diciamo, definitiva i motori nuovi, potenziati, eccetera, eccetera, e poi direi che ci siamo. Ulteriori espansioni e potenziamenti sono per esempio Shield Booster, potete potenziare le armi, ma dopo da qui in poi non dico che è tutto in discesa, però questo è secondo me una buona nave con cui possiamo partire. Eccoci qua. Ci tirano subito no, non voglio fare submit. Ci tirano subito un'interdizione. Non so chi sia stato, ma è sicuramente un ciccio panzo che ha tanta voglia di romperci i maroni. Adesso abbiamo anche una buona manovrabilità, quindi riusciremo, speriamo, a scapparcene fuori uscendo dal nostro escape vector. Quindi, come potete vedere, riusciamo anche a evadere le interdizioni. Non so perché mi ha tirato l'interdizione, anche perché in inventario, come potete vedere, non ho assolutamente nulla. Magari tante volte lo fanno in modo che, anche se è un pirata o qualcosa del genere, per farvi la scansione. Quindi tanti dicono: ma perché mi fanno anche se non ho nulla? Perché? Perché non riescono a capire e allora vi tirano giù per fare la scansione o altre cose. Tante volte anche il gioco che sbrocca e via. È uno degli ulteriori fastidi che ci sono all'interno di questo gioco. Cioè, chi piace, chi non piace, fa parte del gioco. A me sinceramente trovo solo un'ulteriore perdita di tempo all'interno dell'ambientazione del gioco, perché non porta a nulla. Mediamente è anche abbastanza semplice riuscire ad evadere le interdizioni. Mamma mia, devo dire che la manovrabilità con i motori potenziati è aumentata a dismisura, quindi sì, anche se scalda di più non mi interessa, ma il guadagno in termini di manovrabilità li vale tutti, li vale tutti. Vediamo di non fare anche figuracce in ingresso dopo aver elogiato i nuovi motori, che magari poi invece andiamo a schiantarci brutalmente facendo figure barbine. Però dai, insomma, la manovra di avvicinamento è buona. Eccoci qui, tiriamo su un po' il muso, dobbiamo dare il landing pad 2, io attualmente non lo vedo, invece eccolo qua, dai, perfetto, era sopra qui. Sì, anche nelle rollate è decisamente meglio, decisamente più manovrabile di prima. Ecco qua, come vedete liscio come l'olio, nessun problema, quindi alla faccia dei 7A thrusters, arrivederci, tanti cari saluti. 7D thrusters potenziati, ottimi per iniziare, costano poco e hanno delle buonissime prestazioni, quindi super consigliati. Bene, a questo punto vado a chiudere il video, non vi tedio ulteriormente, anche perché siamo arrivati veramente ad aver macinato parecchi minuti di registrato all'interno di questo video dedicato ad Elite e all'Anaconda. Quindi Anaconda potenziata, frameshift drive, power plant, power generator, scusate, power plant thruster signore, ma me lo dimentico sempre, e il power distributor, eccolo là. Quindi potenziato tutto quello che dovevamo potenziare, io direi che ci siamo, altro da dire non ce n'è. Quindi se avete intenzione di procedere con una nave larga, non avete tanti soldi o cosa, direi che sui 150 milioni potete ottenere un'ottima nave davvero. Adesso andiamo a vedere un attimo sulle statistiche della nave, quindi andiamo a vedere un attimo quanto costa. Eccolo qua, current asset, current credit spent on ship, bla bla bla. Dov'è? Insurance claim, total claim cost, sì vabbè, li ho speso un pochettino.
Allora, qui vediamo un po' di statistichine. Io stavo solo cercando di capire quanto viene a costare la mia nave, ma non lo so perché vedo solo il rebuy cost da qui. Dovrei andare nello shipyard che non c'è, eccetera, eccetera. Quindi anche qui torniamo sempre sui soliti discorsi, sui dati sparsi, mancanti, assolutamente buttati là all'interno di questo gioco. Un'altra delle cose che sinceramente non mi piace. Piccole anticipazioni, a breve farò un video, vi avviso già, un po' conclusivo per quanto riguarda Elite, perché sinceramente, visto un attimo, ho fatto varie prove, sento la necessità, diciamo, di cambiare un po' aria, diciamo, quindi nel prossimo video vedremo un altro video di mie considerazioni personali come già avevo fatto in passato. Questo qui invece sarà dedicato allo status attuale con la 2.4 e altre cose, quindi il prossimo video sarà dedicato a questo. Detto ciò, saluto e ringrazio come al solito tutti, ovviamente grazie a tutti i partecipanti del canale, e Virus101 non ha altro da dire su questa questione, quindi vi saluta e un transmission out per tutti. Ciao!